Enzo Carruba, in una nota lei ha scritto che Ioppolo Giancaxio è indiscriminata per Agrigento 2025. In che senso? Il senso della mia battuta è proprio quello che ho detto, cioè nella programmazione del 2024 il Comune di Agrigento, Capitale Cultura, ha eliminato ogni progetto attuativo a favore di una fruizione turistica su Ioppolo Giancaxio, nonostante che il Comune abbia presentato una sua progettualità quando è stato necessario nella fase della candidatura di città capitale cultura italiana del 2025. Questo mi è molto dispiaciuto sia perché il Comune ha fatto un grande sforzo a presentare questa candidatura, questa progettualità immediatamente alla candidatura di Agrigento, e soprattutto perché dinanzi a questa piazza pienissima, la Sagra del Melone Giallo, è chiara testimonianza della nostra capacità di proporci veramente ad accogliere il turismo, ad accogliere le tante persone che verranno a visitare Agrigento e a voler trascorrere per l'intero anno questa città di capitale cultura. Peraltro è presente in noi l'attrazione turistica del castello del Palazzo Ducale, il Parco Avventura, le varie manifestazioni che durante l'anno arricchiscono veramente il calendario degli eventi, che attraggono tantissime persone ormai da numerosissimi anni. E quindi l'impegno proficuo che tante associazioni, il Comune in prima persona, mette in ogni momento, vengono mortificate magari da quei 4 personaggi che decidono moto proprio un calendario che magari privilegia solo alcuni a danno del territorio, e questo non va sicuramente bene. Mi dispiace, perché veramente dietro il turismo c'è il lavoro di tante persone che hanno bisogno di questa ricchezza che porterà Agrigento capitale della cultura. L'indotto economico è veramente importante.